Grazie da parte mia e della struttura che oggi ho il compito di rappresentare qui, c'è la Direzione Regionale per la Prevenzione. E mi scuso se purtroppo potrò rimanere pochi minuti, avrei voluto rimanere tutta la mattina, ma le vicende note e la tensione e pressione sociale che ne sono legittimamente derivate rendono necessaria una serie di incontri e la preparazione di questi incontri, quindi purtroppo non posso stare qui tutta la mattina. Permettetemi però di dire che con ostinazione ho difeso l'impegno che mi ero preso di venire qua, perché l'emergenza di questi giorni non ci autorizza a mollare l'attenzione sui temi che per noi sono strategici. Quello del mondo della scuola è fondamentale, non lo scopro io, ma c'è scritto in tutti i documenti programmatori sia statali che regionali. Comincio col dire subito il nostro difetto. Il nostro difetto è che noi abbiamo realizzato molto, ma non raccontiamo tutto quello che abbiamo realizzato, perché per provare a rispondere anche alla richiesta di chiarezza, di indicazioni chiare che viene dal rappresentante che abbiamo appena sentito, in verità c'è già un primo documento nostro, cioè quello che porto oggi è la posizione che hanno già preso gli SPISAL, che oggi rappresento, su un tema particolare e in particolare in un sottotema di questa alternanza scuola-lavoro che è quello della sorveglianza sanitaria, dove abbiamo già avviato un primo confronto e abbiamo già chiarito qual è la posizione, anche in disaccordo con quello che è un recente decreto del Ministero dell'Istruzione sulla sorveglianza sanitaria, probabilmente tutti sapete a quello di cui mi riferisco. E in particolare noi abbiamo già, con un'ottica di semplificazione e di chiarezza, ma abbiamo condensato la nostra posizione in un documento destinato a scuole e ad aziende, quindi non infarcito di tecnicismi, ma con un linguaggio semplice che chiarisse alcuni aspetti, dalla valutazione dei rischi, alla formazione, all'informazione e soprattutto alle visite mediche. Se posso prendermi un minuto sulle visite mediche, che per noi è un aspetto essenziale, la nostra posizione è questa. Abbiamo chiarito che intanto il fatto di svolgere alternanza scuola-lavoro non fa scattare automaticamente l'obbligo della sorveglianza sanitaria. Questa è una prima cosa. Sorveglianza sanitaria che si concretizza essenzialmente in una visita preventiva, è quello che viene richiesto. Non c'è il tempo di fare una visita periodica annuale, una visita richiesta, una visita per cambio mansione. Tutto quello di cui stiamo parlando è la visita preventiva, quindi prima dell'alternanza scuola-lavoro. Quindi prima va verificato a livello di valutazione dei rischi se scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria. Se si dimostra che c'è l'obbligo perché si superano i livelli di rischi per alcuni fattori di rischio particolari, e allora le visite mediche, la nostra posizione è che è necessario che vengano garantite dal medico competente dell'azienda che ospita lo studente in alternanza. Attenzione che questo stride un po' col decreto di cui accennavo prima del Ministero dell'Istruzione, che invece assegna alle aziende sanitarie locali la sorveglianza sanitaria. Non è che noi stiamo andando in contrapposizione a quello che decide il Ministero. Abbiamo fatto una scelta obbligata che richiama alla gerarchia delle fonti. Tal decreto legislativo 81 e il decreto del Ministero dell'Istruzione, necessariamente per noi pesa il decreto 81, che assegna ai dipartimenti di prevenzione solo l'eventualità delle visite pre-assuntive. Quindi questa è la prima ragione giuridica. Visto che l'alternanza scuola-lavoro non porta a nessuna assunzione, non c'è nessuna visita pre-assuntiva e quindi le visite non possono essere fatte dai dipartimenti di prevenzione. Questa è la logica giuridica. Poi c'è anche una logica concreta. Chi, se non il medico competente dell'azienda, ha visto l'ambiente di lavoro, ha collaborato a valutare i rischi, ha redatto il protocollo sanitario, conosce i lavoratori, conosce l'azienda, chi se non lui può garantire la sorveglianza sanitaria, se necessaria, per gli studenti in alternanza scuola-lavoro. Questa è un po' la nostra posizione degli SPISAL e che è perfettamente allineata con una posizione che ha preso non solo la Regione del Veneto, ma tutte le regioni e province autonome, perché c'è anche un documento del coordinamento interregionale della prevenzione che stabilisce che la stessa cosa che abbiamo detto noi, che prima si verifica se c'è obbligatoria la visite mediche e poi se sono obbligatorie è il medico competente dell'azienda a dover predisporre, a dover occuparsi delle visite mediche. Può capitare, e sto chiudendo, che qualche studente arrivi già con un giudizio di idoneità fatto dal medico competente della scuola, parliamo di istituti professionali che hanno nominato il medico competente. In quel caso abbiamo previsto anche quello, abbiamo deciso che il medico competente dell'azienda dovrà valutare e eventualmente integrare quegli accertamenti sanitari integrativi
quello che manca tra quello che ha visto il medico della scuola e quello che dovrebbe fare quello studente lavoratore per poter entrare in azienda. Quindi in verità un primo documento che io spero che sia un primo momento di discussione, anche per aprire la discussione a eventuali contributi, comunque una posizione chiara, imperfetta, però che dia un segnale di chiarezza alle aziende in merito alle visite mediche. La regione, anzi le regioni l'hanno presa. E ovviamente io spero che situazioni come queste siano un'occasione anche per migliorarlo questo documento, portarlo alla conoscenza, perché torna al nostro primo difetto. Forse nessuno sapeva che c'era un documento fatto dalla Regione del Veneto sull'alternanza scuola-lavoro. Sono primi indirizzi operativi, ovviamente li possiamo migliorare, li possiamo integrare, possiamo sentire i vari attori, i vari soggetti attivi della prevenzione.